Alle ore 8:05 di questa mattina, giovedì 4 marzo, i primi carrelli hanno solcato l'ingresso del nuovo supermercato Iper Tosano, attività principale del centro commerciale Area 151. Un giorno storico per Pederobba e per tutta la Pedemontana, che vede venire alla luce un progetto colossale, le cui origini risalgono addirittura alla fine del 2006. Laddove prima c'era una grande fungaia col tempo dismessa e abbandonata, definita più volte negli interventi di questa mattina come un lettamaio a cielo aperto, oggi si estende una struttura a L frutto della collaborazione della ditta Emma Price con varie maestranze di professionisti del territorio e con gli enti amministrativi locali. Al taglio del nastro questa mattina erano presenti il sindaco di Pederobba Marco Turato, accompagnato dai primi cittadini di Cavaso e Possagno, rispettivamente Gino Rugolo e Valerio Favero, oltre all'onorevole Raffaele Baratto, il presidente della ditta Cristian Daniele, e il signor Anerio Tosano in rappresentanza della famiglia. Oltre a loro un gran numero di clienti in pole position con i loro carrelli pronti per esplorare le corsie degli scaffali. In zona c'è chi vede il centro commerciale come opportunità e chi lo vede come un pericolo. L'accordo stipulato con il comune di Pederobba ha consentito però alla comunità di ottenere anche alcuni vantaggi. Dobbiamo leggerla come un'opportunità per le piccole e medie aziende del nostro territorio, gli artigiani, gli agricoltori, i piccoli produttori che qui avranno lo spazio per poter promuovere e vendere anche i loro prodotti e far conoscere i tesori della comunità di Pederobba. Dobbiamo pensare che quest'area una volta era un lettamaio a cielo aperto in stato di abbandono, coperto da metri quadri di Eternit, area che è stata recuperata. Può essere piacevole venire a un centro commerciale, deve essere un piacere dare la possibilità a chi ci lavora, che in questa struttura ha trovato la possibilità di pagare un mutuo, pagare un affitto, una possibilità di lavoro. Ecco, a 360 gradi dobbiamo sfruttare questa nuova opportunità che ci è stata data. Volere e potere, questo è il motto portato avanti dalla ditta costruttrice, che ha dichiarato di aver trovato non pochi ostacoli durante le fasi di realizzazione, superati grazie alla sinergia con professionisti e con un'estensione delle tempistiche del cantiere. Questa è una iniziativa, questa che ho alle spalle, con Iper Tosano più tutti gli operatori che vedete. È un'iniziativa che è partita addirittura nel 2006 per iniziativa della proprietà, che chiaramente ha avuto una view di lungo periodo sull'operazione. È un'iniziativa molto sfidante che ci ha visti coinvolti ovviamente in prima persona e che è stata perfezionata in un momento come questo, che è stato interessato dal Covid e che quindi ha posto tutta una serie di difficoltà che inizialmente non erano state previste. Grazie alla forza e all'eccellente lavoro di squadra che è stato fatto dalla proprietà ematrice, da Iper Tosano, nonché dagli operatori che completano in maniera sinergica l'offerta del centro commerciale, e grazie anche alla collaborazione proficua avuta con professionisti esterni, con gli enti coinvolti e il comune di Pederobba in particolare, siamo riusciti, nonostante le tempistiche appunto estremamente sfidanti, a perfezionare questa iniziativa che oggi, 4 marzo 2021, vede finalmente l'apertura al pubblico. Ecco, quando avete iniziato i lavori, quando avete iniziato le progettualità, qui che cosa c'era, che cosa avete trovato? La situazione era totalmente diversa, come dicevo l'area è stata acquistata dalla proprietà ematrice addirittura nel fine 2006, per cui la tempistica dell'intervento è stata estremamente estesa. Esattamente qui dove ci troviamo in questo momento c'era una ex fungaia, questa era una zona da un punto di vista urbanistico depressa, che è stata completamente recuperata e trasformata nel capolavoro che vediamo oggi. Sarebbe proprio la specializzazione nei generi alimentari la caratteristica che segna particolarmente la catena di supermercati, che aveva già riscontrato l'interesse dei cittadini della Pedemontana nei confronti del proprio brand. Insomma, i cittadini si spostavano già in altre zone a fare la spesa al Tosano. Molte famiglie, attraverso l'accordo che abbiamo fatto con la ditta ematrice del nostro comune, hanno la possibilità di lavorare all'interno di questa struttura. Deve essere una doppia opportunità, posti di lavoro e visibilità per le piccole e medie aziende del nostro territorio. Ci sono delle progettualità future per magari ritagliare altri spazi all'interno della struttura dedicati al comune?
Ma certamente oltre ai 140 metri quadri totali di esposizione per quel che riguarda le attività del nostro comune, ci sono anche spazi all'interno, ci sarà uno schermo gigante su cui proietteremo tutte le varie manifestazioni e opportunità economiche dei nostri piccoli negozi, partendo dal presupposto che questa struttura ci ha dato la possibilità di fare un ampliamento della scuola di Onigo per un valore di 1.800.000 euro a totale spesa di Emaprice.